è stato ceduto un centrale difensivo, cioè nella rosa adesso c'è una mancanza da quel punto di vista. Valutando anche la situazione di Koulibaly, non si può andare avanti con due centrali. Poi si possono trovare tutte le soluzioni del mondo e lei le troverà, però oggettivamente questa è una situazione diversa rispetto anche a quella che c'era quest'estate. Allora, partiamo da questa. Partiamo da questa nel senso che quella di Manolas è una storia che riguarda il rapporto tra il calciatore e la società e poi, come ho detto prima, è con quelli che ci sono che poi noi possiamo ambire ad andare a vincere la partita, per cui di Manolas non ne parlo, io cerco sempre di vivere anche la storia dei miei calciatori stando dentro in un gruppo e via dicendo, per cui averlo visto felice nella presentazione di un'altra squadra sono felice con lui perché mi fa piacere. Poi per il resto noi abbiamo delle necessità perché quelle che sono le insidie, le cose che ti possono accadere sono lì davanti, noi... Bastano solo i cartellini. Prego? Bastano solo i cartellini per un centrale difensivo e il ruolo che quello rischia di Ma più. è No? chiaro che poi queste valutazioni, come giustamente fa lei da professionista che segue questo lavoro, figuriamoci se non li facciamo noi che ci siamo dentro, per cui ora il mercato è chiuso e mi tocca ripetere che i calciatori, che il gruppo ora ha a disposizione questa roba qui è la roba... L'unica cosa che mi permettevo di dire è che rispetto anche a quest'estate, quando lei ha detto mi incateno per tutti, lasciatemi questi, no? E poi più o meno quella è rimasta la rosa, era completa anche nei ruoli, più o meno completa. Oggi con due soli centrali oggettivamente non è una opinione, è un dato di fatto che con due centrali non va avanti nessuno. Sì, 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 ma sono ragionamenti che io non devo fare qui e andare a creare. Poi a me la rosa della mia squadra piace in tutti i petali, però poi è chiaro che se la sciupi questa rosa da qualche parte si manca qualcosa e allora poi bisogna andare a ricomporla, ecco.